Nino Di Giacomo è il nuovo presidente della FIPAV Sicilia, Federazione Italiana Pallavolo della regione siciliana. Tanto le espressioni di affetto e di stima per tale avvenimento accaduto ieri, arrivate da tante società siciliane, tra queste anche la società SEAP Dallicardillo Pallavolo Aragona, che comunicano in un suo comunicato stampa con enorme compiacimento e grande soddisfazione che il suo presidente Nino Di Giacomo è stato eletto a Palermo presidente del comitato regionale della FIPAV Sicilia. Nino Di Giacomo ha ottenuto il 53% dei voti necessari all'elezione. Inoltre sono stati eletti 6 candidati consiglieri regionali a sostegno dell'opera di Nino Di Giacomo. Nella qualità di presidente Antonio Locandro, Antonio Danna, Speranza Maiello, Elio Gravagno, Rossana Giacalone e Massimo Di Benedetto. Un plauso speciale all'atleta della SEAP Dallicardillo Aragona, la saccense Speranza Maiello, per il nuovo prestigioso incarico. I dirigenti biancazzurri, lo staff tecnico e sanitario, le atlete e tutti i collaboratori augurano un buon lavoro al presidente Nino Di Giacomo, certi che con la sua guida il comitato FIPAV Sicilia andrà nella direzione giusta per il benessere di tutte le società pallavolistiche siciliane. E intanto arrivano le congratulazioni del sindaco Franco Miccichè e dell'assessore allo sport Costantino Ciulla per l'amico Nino Di Giacomo, presidente della SEAP Dallicardillo Pallavolo Aragona, per l'elezione avvenuta da presidente del comitato regionale FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo della Sicilia. Per il sindaco e l'assessore Ciulla, le sue doti umane, la sua esperienza, le sue capacità dirigenziali e il suo amore per lo sport in generale sapranno certamente portare quel valore aggiunto alla federazione. È un orgoglio per noi agrigentini vedere un rappresentante del nostro territorio ricoprire un ruolo così importante. Eletto presidente per il quadriennio 21-24 il signor Di Giacomo Pepe Antonino, che prego Nino, ti prego di voler accettare la le schede bianche sono state 70, le nulle ho dimenticato 105. Grazie. Ero sicuro di questa vittoria, perché la mia famiglia, la pallavolo, siete voi e non mi avete tradito. Grazie. Presidente, io accetto con riserva. Va bene, io accetto però le mie riserve. Grazie. Bene, abbiamo visto il servizio introduttivo del nostro speciale odierno con il neopresidente della FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo, Nino Di Giacomo, che abbiamo qui accanto nei nostri studi e che ringraziamo per la sua presenza. Grazie. Grazie Nino. A voi, direttore. Ecco, il servizio ha voluto un po' spiegare, questo è il servizio che abbiamo tratto dal nostro archivio del telegiornale, giorno 1 che abbiamo fatto, giorno 1 è avvenuta l'elezione, giorno 2 abbiamo fatto il servizio. Allora, Presidente, prima di iniziare la nostra discussione, una elezione che ha visto il consenso e le congratulazioni, abbiamo visto il primo cittadino, ma diciamo che è stata accettata da tante istituzioni, da tanti amici che insomma hanno ben accolto questa sua elezione. Contento, no? Sì, sono felice perché tutti assieme abbiamo raggiunto un obiettivo. In campagna elettorale ho detto chiaramente a tutte le società che con Nino Di Giacomo si apriva un nuovo ciclo, perché abbiamo scardinato un potere di quasi 20 anni che aveva condizionato la politica della nostra federazione.
Io sono grato e ringrazio tutte le società che hanno accolto il messaggio. È stata una campagna elettorale proprio all'insegna della centralità delle società sportive, perché purtroppo negli anni abbiamo assistito solo il richiamo alle società per accaparrarsi il voto, mentre io come presidente di società, perché per la prima volta mi affaccio ad uno scenario importante qual è quello della federazione, è stato colto nel segno. E ringrazio anche il primo cittadino di Agrigento, il dottore Miccichè, l'assessore Ciullo e il sindaco di Aragona, che mi hanno omaggiato con dei messaggi meravigliosi e di gratitudine. Grazie anche a loro e a tutto il movimento della pallavolo siciliana. Presidente, allora una elezione che è arrivata sul filo di lana con il 53% dei voti dell'Assemblea, si aspettava di più? No, onestamente è stata una vittoria con un margine abbastanza di voti, però come ho detto poc'anzi è la prima volta. Loro erano molto sicuri della loro vittoria, io rasentavo proprio tranquillità perché io non avevo nessuna poltrona da difendere, mentre loro avevano proprio questa forza che negli anni li ha portati ad amministrare il nostro movimento. Ho fatto una campagna elettorale con grande serenità e la vittoria anche col 53% per la prima volta ritengo che sia un ottimo risultato. Presidente, un'elezione che a caldo lei ha accettato con riserva, l'abbiamo visto nel video. Molti si sono chiesti come mai questa riserva, cosa vuol dire riserva e se nel frattempo l'ha sciolta la riserva. Sì, l'ho sciolta nella stessa giornata di giorno 28, abbiamo votato giorno 28 domenica. Sì. Praticamente io ho presentato un programma, un progetto ed una squadra che rappresentava tutto il territorio della Sicilia, perché il primo eletto è stato Antonio Locandro, che rappresenta il comitato territoriale di Messina, il secondo eletto Antonio Danna, che rappresenta il comitato di Palermo, terzo eletto la nostra Speranza Maiello, quarto eletto Elio Gravagno di Catania, quinta eletta Rossana Giacalone di Trapani e il sesto eletto Massimo Di Benedetto del comitato Montiblei, che racchiude le province di Siracusa e Ragusa. E ho fatto proprio questa squadra perché con la squadra sicuramente noi lavoreremo e voglio lavorare in maniera tranquilla con la mia squadra. Difatti ho gelato la platea dicendo che accettavo con riserva perché aspettavo lo scrutinio dei consiglieri, perché se io non avevo maggioranza io quella sera non accettavo la carica a presidente, perché io voglio andare a lavorare in maniera tranquilla e non andarmi a litigare come purtroppo nel nostro mondo è successo 4 anni fa, che è stato eletto un presidente di una cordata e i consiglieri dell'altra cordata. Difatti dopo 2 o 3 mesi il presidente ha dovuto rassegnare le dimissioni perché non si può amministrare non avendo la maggioranza in consiglio. Quindi devo ringraziare tutte le società che hanno capito nel segno il mio messaggio e che sicuramente sarà di sprono per lavorare. Addirittura abbiamo anche dalla parte nostra il revisore dei conti, che è l'aragonese Alfonso Monreale, quindi mi hanno gratificato in tutto, cioè il consiglio, il revisore. Ora aspetto la ratifica che ancora non è arrivata dagli organi centrali della FIPA bicentrale e ritengo che la prossima settimana ci metteremo subito a lavorare perché c'è tanto da fare. Quindi con questo staff lei andrà avanti nel quadriennio della sua attività. Sì. Il primo impegno come presidente sarà la prossima settimana, il 13 di marzo, che parteciperò all'elezione del presidente del CONI, in quanto presidente sono componente di diritto del Consiglio regionale del CONI e già la prima uscita ufficiale sarà proprio il 13 di marzo con l'elezione del presidente regionale del CONI.
Presidente, è stata, facciamo un passo indietro, una campagna elettorale ricca di contenuti tanto innovativi e concreti a sostegno di tutta la categoria. Cioè una campagna elettorale un po' atipica è stata la sua, perché noi l'abbiamo seguito, insomma, queste continue incontri che lei faceva su Facebook coinvolgendo un po' tutti, insomma, mai si è visto una campagna elettorale atipica e innovativa, appunto, perché innovativa in ho questo voluto senso. mettere innanzitutto la centralità delle società e poi la mia persona, perché io faccio quasi 50 anni di pallavolo continua, ho percorso tutte le strade, tutte le tappe che nel mio mondo ci sono. Ho iniziato da giocatore, poi da arbitro, allenatore, dirigente e poi ho finito la mia carriera da procuratore, quindi chi meglio di me conosce questo mondo. E ho voluto mettere proprio a servizio della pallavolo siciliana le tante figure, le tante persone che ho conosciuto, perché nel programma io ho parlato tanto di qualificazione e innovazione degli allenatori, dei dirigenti, degli atleti, degli arbitri, e quindi parlando di qualificazione ho voluto fare dei programmi, perché l'ho chiamato il salotto del volley, che è stata proprio la novità in positivo, che mai si era parlato di pallavolo a 360 gradi con dei testimonial di eccezione. Voglio ricordare che ho fatto 11 puntate, ho iniziato prima di Natale e abbiamo finito proprio alla vigilia delle votazioni, dove nel salotto si sono alternati Ettore Guidetti, che è un affermatissimo allenatore a livello europeo, che abbiamo parlato proprio della qualificazione e della formazione degli allenatori. Abbiamo parlato della qualificazione dei dirigenti con due personaggi importantissimi, che sono il direttore generale e il direttore sportivo della Safety Perugia, che è la prima squadra d'Italia che attualmente sta disputando anche la Champions League, cioè a dire Cisco Recine e Benedetto Rizzuto. Abbiamo parlato di marketing con Roberto Ghiretti, abbiamo parlato di innovazione per quanto riguarda la nuova legge sulla riforma dello sport, che è stata votata proprio qualche giorno fa e che sta stravolgendo di fatto tutto il mondo dello sport dilettante, con un grande professionista che è Guido Martinelli. Abbiamo parlato degli arbitri con Montesi, è stato mio ospite anche Giobbe Giovenzana, che abbiamo parlato dei progetti S3, cioè a dire dei bambini. Giobbe Giovenzana è l'ideatore della scuola Anderlini, che è la scuola più qualificata che c'è in Italia per quanto riguarda i giovanissimi. Abbiamo parlato anche con Giampaolo Montali, che è stato uno dei migliori allenatori d'Italia, che ha avuto il piacere di dialogare con me. Quindi tanta carne a fuoco, tanta voglia di fare assieme a tanti amici, perché sicuramente queste persone saranno coinvolte prossimamente nei progetti che andremo a fare. Questa sua esperienza chiaramente la metterà a frutto in che modo, Presidente? Lei ha insomma un'esperienza abbastanza nutrita, abbastanza grossa, 50 anni di pallavolo. E poi volevo chiederle, lei parlava di riforma del regolamento, no? So che ha mandato una nota anche abbastanza critica su questo, perché ci sono state delle modifiche nel vostro settore che penalizzano le piccole società. No, forse ti riferisci al comunicato stampa che ho fatto sulla legge regionale 8, ecco, perfetto, che sì, il vecchio consiglio aveva modificato il piano di riparto dei contributi della legge 8, riportando un riparto
nuovo, non tenendo conto che l'anno scorso i campionati si sono interrotti a febbraio e di conseguenza non sono stati né svolti i campionati e nemmeno ci sono state premialità, perché in questo piano di riparto sono previsti praticamente delle premialità a società che non hanno vinto campionati e che nemmeno li hanno disputati. Ecco, quindi trattandosi di soldi pubblici, di denaro pubblico, io mi sono subito opposto dicendo che o Nino Di Giacomo era presidente o da presidente di società sicuramente faceva valere la sua voce nelle sedi opportune per dare dignità a 280 società, perché nel primo piano di riparto i contributi erano stati spalmati a tutte le società come una specie di bonus che la federazione aveva accordato a tutti. Comunque sarà anche... È stato superato questo? Ancora non mi sono insediato, quindi uno dei primi argomenti che andrò a trattare sarà proprio la ripartizione della legge regionale 8. Presidente, lei ha parlato di una ripartenza immediata di un intero network regionale. Ho letto con attenzione il suo comunicato stampa, per cui ho preso degli spunti per poterle approfondire. Network regionale, perché finora non è stato così, insomma, da quello che capisco lei è stato particolarmente innovativo, è come se avesse aperto un vaso di Pandora per dare voce magari a tante società che prima, come ha detto poco fa, insomma, erano considerate un po' marginalmente. Bah, guarda, l'innovazione che voglio portare è il dialogo e l'ascolto. Dialogare molto con la società e ascoltare quelle che sono le problematiche. E non ci scordiamo che ancora siamo in piena pandemia, anche se già siamo a quasi un anno e qualcosa, ancora purtroppo non vediamo la luce in fondo al tunnel. E quindi questa ripartenza sarà importante, perché molte società ancora sono al palo. Da un anno che i nostri ragazzi ancora non entrano nelle palestre, perché il CONI di concerto con la federazione ha dato solo la possibilità di ripresa alle società che svolgono i campionati nazionali e i campionati di categoria dall'Under 13 all'Under 19. In seconda fase è stata inserita la Serie C, però noi ancora abbiamo tanti campionati che sono di pertinenza del comitato regionale, che sono la Serie D, la prima, seconda divisione e quant'altro, che dobbiamo vedere ora come dobbiamo fare per la ripartenza. Chiaramente dobbiamo prima superare l'ostacolo del DPCM, che proprio ha bloccato anche l'ultimo, quello di Draghi, e non si è tanto spostato da quello precedente, quindi andremo a vedere, ecco, quali saranno le criticità e piano piano iniziamo ad aiutare le società ad una ripresa, perché hanno bisogno tanto di aiuto, perché però le società sono tutte coricate, distese, e bisogna piano piano rialzarle per rimetterle di nuovo. Ecco, la sua idea per una ripresa post-Covid qual è? Ma guarda, purtroppo ci vorrebbe la bacchetta magica, alzate e cammina, ma sicuramente avere un presidente che è pronto all'ascolto, avere un presidente che può incidere tanto sulla ripartenza per quanto riguarda le palestre, perché fino ad ora le società sono rimaste sole. Quindi ho detto a tutti che difatti nel mio sito, sulla pagina Facebook, c'è il mio telefonino e anche le mail. In questi giorni mi sono arrivate tante mail, infatti la prossima settimana sono in provincia di Siracusa ad andare ad incontrare il sindaco per far sì di mettere le società nelle condizioni di avere le palestre, perché non avendo una concezione chiara, i dirigenti, i sindaci magari si ostinano tanto a dare le palestre, ma io vi posso assicurare che noi abbiamo dei protocolli
anti-Covid emanati dalla nostra federazione, Quindi che sono molto abbastanza rigidi, certo. e addirittura sono migliori di quelli che attuano nelle scuole. Quindi se nella scuola ci va così ogni mattina facendosi la croce che Dio ce la mandi buona, noi invece abbiamo tutto un protocollo che seguiamo, sanificazioni ogni settimana, facciamo la misurazione della temperatura prima di entrare dentro le palestre e via dicendo. Cioè le strutture chiaramente per potersi allenare le squadre, no? Sono la base, senza le strutture purtroppo Pubblico escluso, ecco questo. il pubblico, la mia squadra gioca a porte chiuse, è chiaro che purtroppo questo Però è l'utilizzo delle strutture, insomma, un grave handicap, però dobbiamo attenerci a quelle che sono le disposizioni di legge. dico, però lei chiederà che l'utilizzo di queste palestre comunali, diciamo, per le squadre Siano non possono, date in uso perché non c'è nessun pericolo. in modo che si possa riprendere anche l'agonismo. Riprendere l'attività, senz'altro, sì. Perfetto, perfetto. Presidente, allora, tra l'altro leggevo nel suo comunicato una dichiarazione, insomma, molto forte. Il movimento è stato da molto tempo fermo su logiche e meccanismi troppo politicizzati e anacronistici. Insomma, una dichiarazione abbastanza... No, non è pesante, è stata la realtà di come venivano gestite le cariche che il comitato regionale concedeva, perché rispettavano le logiche dei comitati territoriali, perché vi voglio spiegare in sintesi appunto, l'entrata di magari Nino Di Giacomo. Nino Di Giacomo è la per chi novità, non è del settore, è la insomma. novità di questo comitato, perché fino ad ora il comitato regionale era solo espressione dei presidenti territoriali, quindi per territoriali intendo io delle province, perché prima si chiamavano comitati provinciali, poi sono stati accorpati alcune province, ad esempio Agrigento e Caltanissetta ne hanno fatto uno che si chiama Acranis, Montiblei, Siracusa e Ragusa ne hanno fatto uno e hanno preso il nome di territoriali, quindi erano i presidenti che tra loro si spostavano le poltrone, ci vai tu, non ci vai tu e via dicendo. Quindi più che guardare alle esigenze del territorio si guardava No, poi quando si davano le cariche, insomma, per quanto riguarda più da incarico, gli incarichi, esatto, non veniva per niente privilegiata la competenza, la professionalità, la meritocrazia, perché la Sicilia è ricca di tecnici altamente qualificati. Io nella mia campagna elettorale ho detto darò spazio proprio alla professionalità, alle capacità e al merito, quindi questo il mio intervento era proprio diretto di dare spazio alla meritocrazia. Infatti lei nel suo programma ha detto: costruito un programma collettivo basato su stimoli e necessità dei tesserati, dai contenuti innovativi e lungimiranti. In che senso? Che come detto poc'anzi, cioè bisogna creare, cioè io non voglio andare a fare il burocrate, perché altrimenti mi restavo dov'ero, perché fino ad ora poche sono state c'è poco ascolto praticamente. No, a parte questo, in termini imprenditoriali si parla di finanze creative, eccetera, quindi là io vorrei provare a creare delle alternative per finanziare il comitato regionale con la realizzazione di grandi eventi che portano risorse e non debiti, perché fino ad ora il grande evento era concepito solo come vetrina, che veniva la nazionale a fare la partita, non si creavano quegli eventi collaterali, quelle forme che possono creare anche risorse. Io con gli eventi vorrei creare proprio la possibilità di realizzare delle risorse da reinvestire in progetti che faremmo poi sui vari territori, sul settore giovanile. Vorrei creare un trofeo del Mediterraneo,
dove ogni anno venire a fare svernare o preparare le società per i campionati. Ci sono degli esempi importanti, il trofeo di Montreux, che è diventato una vetrina internazionale, dove ogni anno prima dei campionati veniva fatto questo torneo e venivano le migliori società a partecipare. Quindi vorrei realizzare anche nel mio piccolo, iniziando con poco, ad organizzare il primo trofeo del Mediterraneo. Vediamo se farlo maschile o femminile, perché vorrei alternare anche la modalità, perché vorrei abbracciare sia il settore maschile che femminile, quindi fare un anno nel maschile e un anno nel femminile. Ecco, lei ha detto che avrà circa 1400 giorni in vista del quadriennio olimpico. Ecco, questa attesa del quadriennio olimpico cosa comporterà? No, niente, praticamente ho scandito io i giorni che separano, perché di solito si scandisce -10, -5, -9 per arrivare all'elezione. Invece ora ho voluto mettere io un contagiorni alla scadenza del mandato, perché tutti i mandati sportivi sono legati al quadriennio olimpico, quindi ci sono 1400, sono passati 2 o 3 giorni, quindi saranno 1453-54 alla scadenza del mio mandato, dove ogni giorno deve essere proprio proteso a lavorare, a pianificare, a progettare, perché è importante la progettazione e la programmazione. In questi giorni avrò modo di confrontarmi anche con degli esponenti del MIUR per fare dei progetti con le scuole, perché è importante riaprire il dialogo con le scuole, perché il primo approccio, il reclutamento viene attraverso le scuole. Certo, le palestre delle scuole, insomma, uno pensa quadriennio olimpico e allora l'idea va al campionato di pallavolo internazionale, dove l'Italia, insomma, abbiamo visto ultimamente, si è particolarmente distinta. Ricordo, sì, insomma, le partite duravano tanto, insomma, la nostra olimpica, la nostra nazionale, ecco, non mi viene la parola, femminile, insomma, ha vinto tanto. Ricordo sì, ma con la Russia, anche insomma, la maschile, si è qualificata. Ecco, in questo scenario collettivo, come immagina lei, diciamo, questo panorama internazionale? Ma guarda, ora avere un ruolo, noi abbiamo ora le Olimpiadi di Tokyo, abbiamo le nostre 2 nazionali che si presentano con ambizioni di salire sul podio, quindi ritengo che i risultati poi sono importanti, perché poi servono da traino a tutto il nostro movimento. Il livello olimpico dell'Italia è grosso, insomma, abbastanza elevato. La nostra squadra è una squadra di altissimo livello. Ecco, allora dico, a livello regionale ci sono anche questi momenti di confronto internazionale o no? No, assolutamente no. Noi come comitato regionale organizziamo i comitati, cioè dire il trofeo delle regioni, che sono dei campionati dei giovani, che vengono proprio poi disputati ogni regione, e poi ci sarà ogni anno una regione che ospita la finale. Cioè noi il nostro obiettivo è portare i nostri giovani ad essere competitivi con il resto d'Italia. Quindi, diciamo, ce ne sono siciliane nella squadra olimpica, scusi? Nella nazionale ci sì, sono rappresentanti? Fino ad ora ci sono stati, abbiamo avuto Sottile, ora abbiamo un giovane che è della provincia di Palermo, che è russo, quindi ogni tanto qualche giovane siciliano emerge. Sì. Ma è più forte la pallavolo femminile o la maschile, Presidente? Ma guarda, sono tutte e 2 forti. Sono tutte e 2 forti e ci hanno dato tutte delle belle soddisfazioni. Senta, ma può cambiare effettivamente la Sicilia? Lei ha detto deve cambiare passo, può cambiare passo con la sua presidenza?
Ma guarda, sicuramente deve cambiare passo perché le società debbono stare vicino al comitato regionale. Dobbiamo organizzare tutto assieme tutto quello che è possibile realizzarlo, perché il comitato regionale non è sicuramente di Nino Di Giacomo, della sua squadra o degli amici che hanno condiviso con me questa vittoria. Io all'indomani della mia vittoria ho detto che io voglio essere il presidente di tutti e di conseguenza farò un comitato trasparente. Pubblicherò tutti i bilanci che sicuramente negli anni non sono stati messi alla Online, luce, diciamo. alla luce di tutti. Quindi il passo che voglio dare è proprio di dare una marcia in più a quello che si è fatto fino ad ora. Puntare sui giovani quanto è importante, ha detto lei. Ma Puntare sui è giovani a essenziale. innamorarsi della pallavolo riprogrammando nuove logiche sportive e istituzionali. Ma guarda, i giovani sono il nostro motore. Dobbiamo ripartire, come ho detto io, dalle scuole perché dobbiamo iniziare a fare un reclutamento. In Sicilia abbiamo una maggiore propensione verso le donne, difatti anche nei campionati regionali e anche nazionali ci sono tantissime società che Femminili. fanno del femminile parlo, mentre nel maschile negli ultimi anni ha perso qualcosa, per non dire tanto. Insomma, Quindi, le donne sono più portate, no? quindi bisogna lavorarci però, bisogna lavorarci, andare proprio nelle scuole, aiutare le società a fare selezione, aiutare le società a creare dei progetti sui giovani. Infatti con le società di Modica, che è la società assieme al Catania che fanno la 3, mi sono impegnato ad aiutarli a far sì che questo progetto possa essere ancora più allargato, collaborare tra di loro, perché ancora purtroppo nel nostro mondo ci sono ancora dei concetti sbagliati, perché quando parliamo di ripartenza, parliamo di uscire fuori dalla pandemia, innanzitutto dobbiamo cambiare totalmente pensiero e inculcare a tutti una cultura della cooperazione e della collaborazione. Dobbiamo fare sistema tutto assieme. È inconcepibile che una squadra che di vertice non riesca a fare proselitismo e a fare crescere le società limitrofe. Da canto mio l'ho fatto sempre, perché con Aragona sono nate tante società nell'Interland, mentre ho riscontrato nelle altre province che ancora c'è molto campanilismo, una chiusura Sì, assurda che oggi più che mai non serve. Vi aspettate qualcosa in più dalle istituzioni, Presidente? Principalmente le istituzioni debbono dialogare. Una mia mission come politico è quella proprio di avere la possibilità di essere ascoltato per quanto riguarda le problematiche sportive delle società, iniziando proprio dai contributi, iniziando di fare progetti per far sì che molte società ne possano beneficiare, perché poi il nostro è un mondo che fino ad ora ha visto solo determinate cose. Io voglio esplorare e portare a disposizione di tutto il movimento tutte quelle innovazioni che ho trovato e ho provato con la mia società. Presidente, una cosa che mi ha colpito è che lei parlava di digitalizzazione del brand FIPAV Sicilia, dei grandi eventi, ne abbiamo già parlato, giocata tutto l'anno, come beach volley, sitting volley, snow volley, insomma, sì, cose perché il comitato regionale naturalmente occupandosi di tutte le azioni che
la pallavolo organizza, ecco, non organizza solo l'indoor, ma organizza anche il beach volley, dove piano piano è riuscita a ritagliarsi un interesse importante a livello internazionale, non solo nazionale, anche mediatico, ma perché il beach volley ormai è qualcosa di importante, e sicuramente noi che abbiamo un'isola, che abbiamo chilometri e chilometri di spiagge, quindi potenziare il beach, così come il sitting, che piano piano ha trovato già radici nella nostra Sicilia, a Palermo, e anche lo snow volley che è stato fatto nei pendiggi dell'Etna, che è qualcosa di meraviglioso. Quindi la Sicilia si presta tanto a queste organizzazioni di eventi che promuoveranno sicuramente la nostra Sicilia, ma promuoveranno sicuramente il nostro sport. E poi con i progetti S3, che l'S3 è l'ex mini volley, cioè tu pensa che la Sicilia è piena di piazze stupende, coniugare e abbinare il turismo al mini volley, ai progetti S3 nelle più belle piazze della Sicilia. Sarebbe veramente un colpo d'occhio vedere le nostre piazze riempite di migliaia, perché poi c'è la promozione in sé dell'evento, perché i bambini vengono accompagnati dai genitori, dai nonni, dagli zii, quindi è una festa di pallavolo che sicuramente verrà abbinata alla promozione del territorio. Ricordo quando lei portò il beach volley qui ad Agrigento, insomma a San Leone. Sì, fu uno degli eventi, ne ho fatti a tanti memoria. in provincia di Agrigento, a San Leone, a Porto Empedocle, a Sciacca, e sono sicuramente eventi che richiamano, perché Erano anche eventi molto sponsorizzati, insomma, sì, poi abbastanza molto comunicativi, popolari, perché insomma. la comunicazione era importante attraverso le dirette con la RAI o addirittura mi ricordo quando abbiamo fatto la prima a San Leone era con Sky. E quindi diciamo, questo si incunea nel percorso virtuoso che rilancia l'economia sportiva regionale per portare un beneficio concreto. Insomma, questo è uno dei punti che lei ha Ne ho sottolineato. parlato, cioè tutti Sì. gli eventi debbono costituire una risorsa e non lasciare debiti, perché portare degli eventi, ad esempio abbiamo avuto noi ultimamente la nazionale che ha fatto le qualificazioni in Sicilia, e non lasciare qualcosa sul territorio, non lasciare qualcosa sul comitato che possa reinvestire con progetti sui giovani. Quindi io ritengo che questi eventi debbano servire semplicemente per creare solo benefici. L'importanza dello staff di cui lei ha parlato all'inizio per raggiungere questi obiettivi concatenati alla presenza regionale, che stimolo gli darà, Presidente? Ma lo staff del comitato regionale sarà, come ho detto io, aperto a tutti, ma chi rivestirà incarichi dovrà avere semplicemente una cosa: la capacità e la professionalità. E poi siamo aperti alle idee, alla collaborazione. Per carità, io non voglio passare come quello che non vuole ascoltare le idee, perché tante idee possono... Insomma, ha tanti buoni propositi. Speriamo senz'altro, in questo quadriennio che uno parte sempre Ma a mille, come si suol dire, e poi magari... Ma Nino Di Giacomo lo conosci bene, io ho tutta la passione che ho messo nelle mie attività, la voglio mettere a servizio del mio movimento. Ho detto a tutti che non li deluderò e non ne tradirò le aspettative, perché sono sicuro che metterò tutto me stesso. Sarà dura, perché non è un momento facile,
però sono convinto che tutto andrà bene. Conoscendomi bene sono fatto così, anche a non dormire, anche a sacrificarmi in maniera continua, riuscirò nell'intento di portare avanti il programma. Difatti farò anche una commissione che verificherà sull'attuazione del mio programma. Presidente, un settore carente è quello delle strutture sportive, no? Vediamo che Sì, insomma, lei da Aragona sta usando, poi entrerò anche, però qualche domanda anche sulla squadra, per cui chiaramente Aragona non ha una struttura tale, diciamo piccola struttura, e quindi lei attualmente utilizza Agrigento. Questo dico un esempio perché chiaramente c'è una carenza strutturale. Sì, c'è carenza. In questo senso, come Presidente, ma secondo me in questo momento, ma in questo momento non c'è solo carenza, perché la base ha le palestre scolastiche e quindi, poi sono chiuse. E quindi ecco, quello che mi preme a me è fare di qua a qualche giorno incontrare le società per andare nei dirigenti per far capire l'importanza di aprire una palestra scolastica. Lei è anche presidente di una sua squadra, giusto? Così dicono. La SEAP Volley. Ecco, facciamo un attimo, chiudiamo la pagina del presidente FIPA, noi le facciamo i migliori auguri, chiaramente. Siamo sempre qui disponibili affinché lei sia da megafono, come lo siamo stati sempre da quando ci conosciamo, per cui consideri sempre TVA un megafono aperto sulla Sicilia e sul mondo. Allora, parliamo della sua squadra. Facciamo un passo indietro col Covid che abbiamo avuto. Lei, insomma, l'anno scorso ha dovuto mandare via i ragazzi. Facciamo così una piccola fotografia di ciò che è stata l'esperienza Covid. Ma un'esperienza negativa. Amara, insomma, anche perché vi eravate preparati, avevate ambizioni. Amara, perché insomma. Noi l'anno scorso, a marzo, eravamo primi in classifica e, se ricordi bene, eravamo riusciti ad essere ammessi alla Final Four di Coppa Italia assieme a Lecco, Orfanengo e Roma, che purtroppo non si è disputata. Ho chiesto alla Lega, alla Federazione, un ripescaggio nei tempi utili per poter allestire una squadra, ma la notizia del ripescaggio mi è arrivata il 5 di agosto dicendomi: prepara le carte che siete ammessi in Serie A. Come si faceva? Io sempre da buon amministratore, che sono molto oculato nelle mie scelte, nelle mie cose, ho ringraziato perché non c'erano le condizioni, perché il campionato di Serie A2 quest'anno partiva il 20 settembre, quindi il 5 di agosto la notizia, prima che tu ti muovevi già eri a settembre, quindi non c'erano le condizioni. C'erano i margini. Quest'anno abbiamo allestito un roster per tentare anche quest'anno di fare un campionato di vertice. Non abbiamo atlete con grande esperienza, togliendone la Caracuta e la Moneta, abbiamo preso delle giovani interessanti e purtroppo abbiamo avuto degli sbarioni ultimamente, ma mercoledì scorso abbiamo vinto una partita importante, addirittura un set 36-34 interminabile, quindi siamo tornati di nuovo primi in classifica. Ci mancano 3 partite, 4 partite per la prima fase. Speriamo di contenere questo posto per poterci disputare playoff, quindi io sono molto fiducioso. Ambizioni, quali sono le ambizioni di questa squadra? Le ambizioni sono frutto di un progetto che abbiamo stilato e che tutti sapete, che l'ho detto in questa emittente 3 anni fa, quando siamo partiti dalla Serie C, che l'abbiamo vinto, la B2 l'abbiamo vinto, l'anno scorso c'era la squadra per la 2, cioè è quella di riportare Agrigento al centro della pallavolo siciliana e nazionale. Presidente, è difficile portare avanti una squadra, capisco, Molto. In un'economia diciamo povera come la nostra, però diciamo lei riesce a sostenere questa squadra.
con Ma tanti guarda, sponsor, insomma, io molti si chiedono ma come fa Nino Di Giacomo? Qual è il segreto? Il segreto di Nino Di Giacomo è sapere programmare, sapere organizzare una società con dei collaboratori che io ringrazio tantissimo, e poi naturalmente la validità del progetto supportata dagli sponsor che noi riusciamo a calamitare attorno, perché la pallavolo femminile piace. Abbiamo creato noi un sistema di comunicazione che è importante, perché abbiamo creato i canali social dove facciamo le dirette delle nostre partite, che sono viste da tantissima gente. Creiamo noi rapporti con gli sponsor, andandoli a trovare nelle proprie aziende, quindi il brand si sposa con questa nostra bellissima squadra, quindi il rapporto è importantissimo con le società. Poi, come hai detto tu, ci siamo spostati da Aragona ad Agrigento, perché anche se paghiamo quasi 20.000 euro l'anno di affitto al gestore, però ecco, sto vedendo delle immagini, abbiamo creato un'area hospitality dove i nostri sponsor si incontrano, e quindi le pubbliche relazioni tra di loro. Abbiamo creato una sala stampa di altissimo livello. È chiaro che l'immagine la stiamo curando nei minimi particolari. Abbiamo un pullman brandizzato che dove arriviamo già diamo il senso dell'organizzazione della nostra società. È una società che oramai è entrata a pieno titolo nelle società organizzate che ci sono in Italia. Non so quando manderete questa trasmissione, ma già noi abbiamo preso un atleta che arriverà domani, sabato 6 marzo, per rimpinguare il nostro roster, perché ormai tutti credono nella serietà di questa società, perché fare venire gente da Torino, dal Veneto, dalla Lombardia in Sicilia non è facile. Bisogna sostenerli pure, perché certo, sicuramente ci sono delle spese, le spese, loro hanno dei contratti a tutti gli effetti che noi onoriamo da sempre. Le nostre atlete. I limiti di questa squadra quali sono, Presidente? Perché io vedo che ogni tanto fuori casa perdete. La gioventù e l'inesperienza. Ho capito. Senta, giusto per chiudere questa nostra interessante discussione, cosa le resta della sua esperienza alla guida della società Akragas Calcio? Ma giusto così per cambiare un po'. Mi resta tanto, perché come tutte le cose che faccio io le ho fatte con tanto amore. Il primo anno come responsabile marketing sono riuscito a portare non so quanti sponsor, anche se qualcuno non mi dava è stato un po' criticato, non mi dava la soddisfazione di dire che ero stato io a portarli. Nel secondo anno come direttore generale ho dato quel poco che potevo dare, perché come tutti sapete Marcello Giavarini aveva dato pieni poteri a Peppino Tirri, ed era giusto che le cose andassero come loro dicevano. Però io mi porto un bel ricordo di avere ritrovato tanti vecchi amici. La cosa brutta che ricordo è che mi hanno così, fra virgolette, un po' criticato senza che io ne abbia mai avuto colpe, perché tutto quello che ho fatto è ancora là, che si vede. Ho fatto degli spogliatoi che in pochi stadi si vedono gli spogliatoi, ho creato il museo dell'Akragas, ho curato nei minimi particolari i corridoi con delle bellissime tende e tanta roba che ho fatto così, ma
in maniera così sfiziosa. Insomma, perché lei ha dato un po' una riverniciatura, l'immagine importante. Insomma, perché noi abbiamo seguito l'Agragas, ora i campionati sono fermi, però dico ha portato insomma un'area nuova all'interno della gestione dell'Agragas. Ma guarda, ho portato ecco, queste innovazioni perché io da tanti anni che giro il mondo, perché lo sport mi ha dato questa fortuna di avere visitato dall'Australia al Giappone, alla Russia, ho girato il mondo e quindi quando uno gira sicuramente torna ricco di esperienze certo. e di cose nuove che ancora magari qualche anno fa non si vedevano e piano piano poi magari arrivano anche in Italia. Quindi tutto quello che io ho potuto captare nelle mie iniziative le ho portate sia all'Agragas quando ho organizzato i grandi eventi, dal beach soccer al beach volley, ai campionati italiani di canoa che ho organizzato con l'amico Settimio Cantone nel lago San Giovanni. Sì. Nella mia vita ho fatto tanto e sono soddisfatto e orgoglioso di quello che ho L'età fatto. le pesa un po', Presidente? Come? L'età le pesa un po'? Ma no, assolutamente, io ancora devo fare 35 anni, quindi sono ancora giovanissimo, quindi non ho questo peso, a parte gli scherzi mi sento giovane dentro e fisicamente sono perfetto, quindi non mi stanco mai perché sono sempre in movimento, anzi mi stanco quando sono fermo. Ma durante la giornata proprio do gli esempi ai miei collaboratori perché se c'è da fare una cosa non dico fai questo, la faccio e già sono educati a venirmi dietro. La zona rossa del Covid un poco l'ha fermata anche lei, no? No, nemmeno, perché essendo una società di preeminenza nazionale noi non ci siamo mai fermati, abbiamo giocato anche con la zona rossa, quindi non mi sono fermato niente. Poi vorrei ricordare Marcello Giavarini, l'amicizia che lei ha verso Marcello Giavarini, e noi cogliamo l'occasione per salutarlo, perché dico Marcello insomma ha fatto tanto per lo sport, so che vi sentite sempre, è sempre presente. Noi ci sentiamo sempre. Una volta l'ho visto alla presentazione della squadra ci sentiamo sempre volley, quindi un nostro e saluto. vi posso dire che il suo ricordo per l'Agragas è sempre vivo. Purtroppo non c'è stata da parte di qualcuno, ecco, non dico Frange, perché Frange contro di lui non ce ne sono state, perché poi essendo lui un uomo d'impresa, non un uomo sportivo, perché se era uno sportivo e se era uno che veniva qua per fare business, allora si poteva turare le orecchie e non ascoltare tutte le frasi indegne che gli pronunciavano, però è chiaro che lui però insomma lui ha investito tanto ha un buon ricordo. So che tantissima gente lo chiama per un possibile ritorno e lui non ha detto di no, lui sta ascoltando un po' tutti, naturalmente memore dall'esperienza che ha fatto, aspetta se effettivamente lo stadio verrà dotato da quelle famosi impianto di illuminazione, Torre Faro che tanto hanno fatto parlare. Speriamo che il nuovo sindaco possa fare qualcosa. Ma guarda, di questo ne sono sicuro, anche perché la delega allo sport ce l'ha Costantino Ciulla, che è a parte un amico, uno sportivo che è stato lui presidente. Ci sono tante persone che hanno a cuore, quindi fare degli errori del passato, ecco, fare sicuramente tesoro per far sì che, perché Agrigento senza calcio non può stare naturalmente. Io mi ricordo ai tempi d'oro quando noi avevamo la Serie A di pallavolo e la Serie C di calcio, che i tifosi dell'Agragas finivano la partita e venivano a tifare per la pallavolo. Lo sport è bello
perché ci accomuna, il calcio ad Agrigento è importante, mi auguro che ci siano le persone giuste per rilanciare. So che questa presidentessa è una persona che ha a cuore pure le sorti dell'Agragas, mi auguro che venga dotato l'impianto delle torri faro, così chissà fra qualche anno si può parlare di rilancio anche dell'Agragas ad Agrigento, quindi ritornare lo sport mentre noi cresciamo anche con la pallavolo. Non è un momento facile, stiamo attenti, Sì, perché sì, certo. per ora l'economia è in ginocchio, le imprese soffrono e lo sport, che è l'ultima industria d'Italia, ne sta soffrendo. Noi ci auguriamo che Marcello Giavarini, insomma, possa ripensarci, chissà, magari. È presente anche a sostegno anche senz'altro, delle come iniziative ho di detto, calcio, insomma, è stato come ho detto, molto lui presente. non ha chiuso la porta. So che qualche persona anche di spessore a livello politico lo ha contattato e non ha chiuso la porta. È chiaro che ci vuole ecco, un bel progetto di rilancio, Certo, per convincerlo a farlo ritornare. Bene, concludiamo questa nostra intervista con il neopresidente Nino Di Giacomo della FIPAB, Federazione Italiana Pallavolo, e presidente anche della SEAP Dallicardillo, una squadra di femminile, insomma, abbastanza, che per il momento, diciamo, è in testa, quindi gli facciamo i migliori auguri. Ultimissima domanda: primo atto del neopresidente alla guida della FIPAB, quale sarà? Il primo atto è la ripartenza, vedere come fare ripartire le società. So che la difficoltà delle società è avere le palestre scolastiche, quindi io girerò la Sicilia a lungo e a largo affinché le società abbiano le palestre, quindi, e poi tutta l'organizzazione dei vari campionati di categoria che debbono partire, preparare la selezione per il trofeo delle regioni, incominciare a individuare le professionalità da mettere nello staff del comitato, anche se il mio intendimento è di lasciare le cose così come stanno fino a giugno, perché già siamo quasi a scadenza di stagione agonistica, quindi di avere innanzitutto, io sono abituato prima ad avere una visione di quello che io trovo lo status quo della situazione, e poi iniziare con i vari innesti, con le varie figure da mettere. Presidente, così giusto per chiudere questa nostra intervista, Agrigento ha figure rappresentative nel mondo dello sport importanti. Io qualche settimana fa ho avuto qui l'ingegnere Lopresti, che è stato eletto diciamo, nella Lega Nazionale Calcio. Sì. Ora lei, diciamo, come presidente responsabile della pallavolo siciliana, dico, ci può essere anche un incontro tra le due istituzioni, calcio da un lato e pallavolo dall'altro? Con piacere, con Santino così, la butto lì così. Con piacere, quando tu vuoi organizzare io sono felice, chissà, magari, felice di passare un po' di tempo assieme e discutere di sport, perché, ecco, lo sport perché noi siamo innanzitutto uomini di sport. Santino è stato uno dei primi a complimentarsi della mia elezione, siamo amici, siamo stati anche assessori alla provincia insieme, quindi condividiamo dei bei ricordi con l'amico Santino. Bene, grazie Presidente, auguri di buon lavoro, ringrazio i nostri telespettatori per la preferenza che ci danno quotidianamente e ci sostengono. La trasmissione andrà su TVA LCN 92 in Sicilia, sui nostri canali YouTube, Twitter e Facebook. Grazie ancora, un buon fine settimana. Buonasera a tutti e grazie a voi.